Una serata immersi nell'atmosfera medievale al Borgo dei Fieschi con la Dieu du Fantin che da 37 anni precede di 24 ore la rievocazione storica delle nozze fra il conte Opizio Fieschi e la nobildonna Bianca de' Bianchi. Al Borgo dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno l'addio al celibato del conte comprende il banchetto, le esibizioni del gruppo musici e sbandieratori dei Sestieri di Lavagna, le esibizioni della compagnia d'armi Flos Duellatorum e le grazie d'amore con i suoi 20 figuranti accompagnati da tante bambine. Purtroppo non ci sono delle vere coreografie scritte di danze medievali. Ci sono stati dei maestri che nei primi anni del Novecento hanno cominciato a scoprire questo tipo di danza, questo tipo di cose, e attraverso le miniature si sono ricreate queste coreografie in base a una metrica di passi, a una metrica di musica, ed è una cosa molto molto interessante. Quanto allenamento ci vuole per fare questi combattimenti in maniera che siano il più realistico possibile? Ma diciamo che di base ci vogliono degli anni ad acquisire la capacità e diciamo l'abilità del maneggio. Poi una volta che uno è arrivato a un certo livello, il combattimento in sé si può anche preparare abbastanza rapidamente. Ogni anno si alternano gruppi ospiti, sono tornati anche per l'edizione 2019 gli Yanna Tampè con i loro spettacoli con il fuoco e hanno incantato il pubblico e i falconieri dell'associazione Il Mondo nelle Ali. La falconeria fa parte della nostra umanità, nasce 4.000 anni fa quando l'uomo impiegò questi animali per motivi venatori e da allora ad oggi è un'arte che peraltro è stata riconosciuta nel 2010 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, quindi stiamo parlando veramente di uno scorcio della nostra storia che ad oggi è diventata una passione per tante persone che desiderano avvicinarsi a questo straordinario mondo. È partita dall'aver conosciuto due maestri di arti marziali indiane, i quali poi li abbiamo seguiti appunto in India per studiare quest'arte col fuoco, e da lì ci è nata un po' la passione che poi abbiamo sviluppato negli anni. Quindi tutto è nato da dei maestri di arte marziale indiana, che è l'arte che noi portiamo nei nostri spettacoli. Come si fa il mangiafuoco? Cioè il trucco del mangiafuoco è? È un trucco, è proprio un trucco. Non si può rivelare. Ci sono delle tecniche da seguire, delle regole rigide, rigidissime da seguire per non farsi male, degli studi, comunque anche tanta pratica.